Cordoglio in città, in particolare nei quartieri di Villaseta e Monserrato, per la morte della 26enne Martina Frequente, vittima di un incidente stradale avvenuto sabato sera al rientro dai festeggiamenti per un matrimonio nei pressi di Aragona. La giovane era a bordo dell'auto guidata dal padre che per causa in corso di accertamento si è scontrata con un'altra autovettura. A bordo, salvatosi insieme agli altri occupanti del veicolo, il fidanzato, insieme al quale proprio a Villaseta aveva partecipato al corso prematrimoniale. La ragazza aveva infatti in programma di sposarsi. La notizia ferale ha spinto parroci e rappresentanti dell'Associazione dei Devoti ad annullare in segno di lutto gli ultimi eventi in programma in quelle ore per la festa in onore di Maria Santissima della Catena. Una decisione molto difficile, ma abbiamo pensato che umanamente fosse la cosa più giusta da fare, ha detto al termine della messa Don Rino Lauricella, parroco dell'unità pastorale di Villaseta e Monserrato. Abbiamo invitato tutta la comunità a unirsi in preghiera durante la processione, non solo per Martina ma anche per i familiari coinvolti e feriti nell'incidente, ha concluso. La processione serale infatti ha svolto un tragitto più breve, non è stata accompagnata dalla banda musicale, le luminarie sono rimaste spente e i fuochi d'artificio sospesi. Poi una sosta davanti all'abitazione di Martina in cui tutta la comunità si è fermata a pregare.